Il lutto e il silenzio rotto dal suono delle campane avvolge la comunità di Anguillara Veneta nel giorno più lungo che inizia con l'addio a Valerio Buoso. È coperta di girasoli la bara di Valerio Buoso, che entra in chiesa accompagnata dal parroco Don Giampaolo Assiso, del cappellano militare Don Ulisse Zaggia, seguiti dalla sua adorata famiglia. Sul sagrato l'omaggio delle moto e delle auto della polizia, con i colleghi di Domenico Zorzino, la gente che non ha esitato a gettarsi nelle fredde acque del Gorzone venerdì per salvare l'anziano, morto con lui in un estremo abbraccio di bene e coraggio. Ricorda chi era Valerio Buoso nell'omelia a Don Giampaolo Assiso. Era umile e riservato Valerio, non amava il clamore, amava sua moglie Ada, i figli e gli adorati nipotini. Dava una seconda vita alle cose e aveva l'hobby dei mercatini. La tua famiglia, Valerio, ringrazia ancora quella di Domenico. Commosso il saluto della sindaca Alessandra Buoso. E vogliamo stringerci a voi in un virtuale abbraccio, come Valerio ha fatto con Domenico negli ultimi istanti della sua vita, oggi e per sempre. Grande l'affetto della figlia di Valerio e dei suoi nipoti. Papà, volevamo darti un ultimo saluto e ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Vorremmo poter sentire ancora la tua voce, poterti rimproverare per l'ennesima cianfrusaglia raccattata in qualche mercatino e prenderti in giro per le cose vecchie da sistemare che sistematicamente non sistemavi. Nel nostro cuore sarà sempre vivo il tuo ricordo. Aiuta la mamma ad essere forte. Proteggici da lassù. Buon viaggio, papà. E mentre ad Anguillara torna la salma di Domenico Zorzino, Valerio Buoso lascia la chiesa del paese dove ha trascorso tutta la sua vita.